Martis in Consiglio regionale sa giunta Solina si ioca su Benidorm e chi sa delibera chi per tocca su Vravico debatto rispidale e Novos in Sardegna. A posti da Fratelli d'Italia e Forza Italia, come sardista spuri intervenire in su dibattito, che non comunicao da Stefano Schirru, che si chesti stresiao che nate lo stress companzor del partito desoperao desaggiunta. Pro Schirru questa delibera andrà mudata e discutia in aula, vinse assisa azienda regionale della salute a zai programmao che intu 40.000 euro per studio di fattibilità. Cesare Moriconi del suo Partito Democratico ha pediuto che cancellare diretto atto deliberativo e su gruppo progressista che ha posto in duda dai diretto su progetto nada essere pronto a pedire sar dimissione del suo presidente e desassessore a sanità Carlo Doria. I sinteri Fratelli d'Italia eskin su sindico de Castello Paolo Truzzu chi da esincrar desa torrada del suo castello in Serie A ha protestato caso di nare previdio in finanziaria pro stadio nuovo Galu non bivitti in sascassias comunale scommente la Iana Promittiu. E tando, proprio so stifoso anni scoperto usa nova chi in saria desusantelia dia un po' del fravicare si spidale nobu de Castello a supposto de subrozzu e desoncologico chi invece sono destinausa che l'orghettare. €22 milioni di euro pro investimenti produttivi in su territorio del comune de Tattari e Porto Turre. Su bando nuovo previdio prosure conoscimento des'area de crisi industriale complessa l'hanno presentato questo manzani in Tattari in sa sede desa Camera de Commercio. Si prevede in agevolazione sconforma a legge 181 des 89 in favore del programma di investimento pro riqualificare e riconvertire sa area de crisi industriale pro un tanto minimo di €1 milione di euro. S'assessorau a industria desa regione Sardegna tapponner 2 milioni pro ammaniare e promuovere su bando nuovo. A sa presentazione hanno piccao parte Pietro Vois, amministratore straordinario della provincia de Tattari, Nanni Campus, su sindico e Valerio Scano, presidente del consorzio industriale provinciale de Tattari. Banca Italia nata che in su 2022 si zumbido sinzale de crescita pros economia in Sardegna che s'inflazione che ha zoccao pronecche desaumento de su prezzo dell'energia. Su mezz'oro ha pertoccao tutto lo scomparto produttivo ormescamente cussos turistico e edile. Bene sos trasportos e su commercio puro che in su 2022 hanno godiu pros a presenza de turista finzas de prusu de su 2019. Su settore edile invece es creschi un meda pros os incentivos statales. Una terabocca de creschi da mancare un poco più adasiata rispetto a su 2021 este s'occupazione che in 1,5% in plus che registra un aumento deso scontrato a tempus indeterminato. E si pare che hanno tutto bene in su papiro in sa realtà desa famiglia sarda non si la passano bene e screschi su reddito disponibile ma su un aumentato sosprezzo di un upore de bene a cominciare desenergia minimande in questa maniera su podere de compora. Prosuchi per tocca si spesa pubblica in Sardegna aumenta su dinare pro su sistema sanitario ma minima si spesa pro su personale, mescamente proneche desa mancanza dei dottores e infermieri. Supra economia e finanze interveni per i Sardegna in azione, considerando che la Sardegna è una delle regioni più povere d'Europa, che non resiste e spende su dinaro assegnato, propone un piano di azione per risolvere i problemi gestionali che possono impedire su corretto o imprego effettivo de su dinare de su PNRR. A postir de su dinare pro torrare a novus ascresias pro sos comunes sardos arribano de che milioni di euro pro vacche interventos in sos caminos locales. Sa regione che in sa proposta dell'assessore regionale de sos traballos públicos Pierluigi Saiu ha approvato sos criterios de su bando nuovo pro maniare un programma pro per arviare de competenza de sos comunes finza al marciapiedi, parcheggios e pistas ciclabiles. Sar dimandas presentadas an entrare in intro de una graduatoria conforma su livello de progettazione de sos interventos e de sa presenza de atero finanziamentos. Sos comunes che in più de 20.000 abitantes poten pedire un massimo de 15.000 euro. Pro sos pur minores che sun finza sos pur bisonzosos de azusus un massimo este de 300.000 euro. Questo finanziamento è in ambito di un programma plus ampio della regione, de 100 milioni di euro in tutto. Intrusistiu a approvare atterar misuras per aiutare sos entes locales. S'assessore Saiu data eschire che la regione ha programmare dinare per i provacchi interventor de efficientamento energetico de sorfravicos e pro sos impiantos de illuminazione pubblica.
S'Italia è uno dei paesi europei schipati dei più attacchi informatici. Su 2022 si sta un anno mezzano che in aumento di un fenomeno che a fronte del mutamento all'estero della tecnologia rende sempre più necessario amparo su monitoraggio delle applicazioni e dei servizi web, ma per i più informazioni dei utenti su prasos a rischio che bisogna in rete cada dia. Eris in su hotel in Castello e sta ovato un convegno proprio pro va a vedere della sicurezza informatica e desimpreu, desintelligenza artificiale per contrastare sos attacchi informaticos.